È asciutto pazzo, padrone! Tutti questi soldi che volano, dove stanno qua? I soldi... No, no, perché sto sentendo cose impossibili, o meglio imprecise, o meglio a volte proprio casuali, e volevo fare un po' di chiarezza se ci riesco. Seguitemi, cominciamo. Allora, io voglio dare il benvenuto a Michele Di Mauro prima di tutto, il benvenuto a tutti i nuovi iscritti che non mi escono qua perché siamo oltre i 23.700 ed è una cosa straordinaria. Io sono Valerio Fluido, faccio il musicista, non faccio il ragioniere, non faccio il direttore sportivo, faccio il tifoso e vi chiedo i like, perché con i like io rilevo anche l'apprezzamento ai video, perché molto spesso uno può fare pure le views però di gente che non gli piace, non è contenta e quindi... ma è l'indice di gradimento di cui ogni tanto parla anche Paolo Del Genio, un mio punto di riferimento da sempre per quanto riguarda il campo specialmente. Poi si va nello specifico di alcune cose un po' più tecniche. L'anno scorso io feci un video che si chiama Il mercato, un'analisi, magari se mi ricordo metto il link in descrizione. Purtroppo è un video un po' lungo e arriva a 30 minuti. Era necessario però perché era la prima volta che cercavo di analizzare quelli che erano i numeri del Napoli in entrata e in uscita per spiegarmi un pochino l'acquisto di Lindstrom e per capire se il Napoli stava perdendo, stava risparmiando soldi, se stava investendo tutto quello che aveva guadagnato da Kim, insomma una serie di cose. E ci sono dei siti che ci aiutano con i numeri. Purtroppo però quando si parla dei numeri, dei contratti e delle cose, molti siti sono in discordanza tra loro. Transfermarkt, Calcio e Finanza, DAZN, Sky, ognuno mette dei numeri così. Per esempio su Kim ci dicevano 56 milioni è stato venduto, poi lo stesso De Laurentiis ci ha detto che è arrivato a 40. C'è una bella differenza tra 40 e 56, c'è tutto il prezzo di un esterno che il Napoli deve comprare, quindi è difficile tirare le somme e dire qua il Napoli ha fatto un capolavoro oppure qua il Napoli si è fatto fregare. Ed è immediato che nel momento in cui escono le cifre per Lukaku e c'è l'Here We Go di Romano, molti dicono ma quanto hai speso, ma sei pazzo, eccetera eccetera, ma allora il Napoli i soldi ce li ha, eccetera eccetera. Io ho sempre detto una cosa e me ne dovete dare atto: non è mai stato il problema caccia i soldi, quello non è mai stato un problema perché il Napoli li ha sempre cacciati, c'è solo un problema di quando e di come. Allora io mi sto facendo anche aiutare perché non sono un matematico e non sono un tecnico della finanza, però se noi ci spostiamo un attimo, Maurizio mi sta dando una mano nel mettere a posto un pochino quelle che sono le operazioni in entrata e in uscita per capire. Queste per esempio sono le uscite. Ora dobbiamo anche considerare che alcune uscite sono in prestito e ti danno una piccola cifra e poi dopo c'è l'obbligo, poi dopo c'è il diritto, quindi sono cose che vanno nel bilancio successivo. Ad oggi, se queste cifre sono giuste, le abbiamo prese tra Capology e Transfermarkt, c'è un impatto a bilancio che dobbiamo considerare, che in questo momento nelle uscite ci parla di 31 milioni e 270 e dobbiamo considerare sempre gli ammortamenti, perché il Napoli se fa un contratto, vedete, di 3 anni per esempio a un giocatore, il primo anno ne ammorta il 50%. È importante, se vi guardate l'altro video è importante, capite più nel dettaglio. Questo video voglio tenerlo un pochino più breve così magari arriva a più persone, perché sto sentendo gente col cappello che dice il Napoli ha speso e sta per spendere 159 milioni. Non è così, amore mio, non è così. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, quindi piano piano. Allora 31 e 200, diamo per buoni questi numeri che troviamo online. Per quanto riguarda le spese, noi cominciamo a considerare fatto Romelu Lukaku e consideriamolo questi 30 milioni. Stiamo considerando uno stipendio di 6,5. Adesso stiamo leggendo 8 più bonus, stiamo leggendo 6 e Calcio e Finanza ci dà una mano. Comunque, dando per buone queste cifre qua, il Napoli, l'impatto di quest'anno, di tutte queste operazioni, e stiamo considerando anche Billy Gilmour fatto, arriviamo a 84, quasi 85. Quindi
tra 84 che escono e i 31 che ti entrano, il Napoli sta più o meno adesso in passivo di 57. E andiamo più nello specifico per capire come impatta Lukaku, perché alcuni parlano della percentuale della rivendita, alcuni parlano di bonus, e Calcio e Finanza ce lo spiega bene. Il Napoli verserà nelle casse del Chelsea 30 milioni di euro, poi si passa alla parte variabile, divergenze tra Italia e Inghilterra. Se la stampa nostrana dice 30% sulla futura rivendita in favore dei Blues, Oltremanica si riporta come le due società si sono accordate su eventuali bonus pari a 15 milioni di euro. Tralasciando la parte variabile, sul bilancio per il solo cartellino inciderà 15 milioni, visto che il Berga si creerà un accordo triennale e la società azzurra ammortizza i cartellini a quote decrescenti, quindi il primo anno 50%. Poi devi passare allo stipendio. Passando al compenso, il belga ha rinunciato, come ha fatto l'anno scorso, a buona parte dello stipendio. In azzurro l'attaccante percepirà 6 milioni di euro netti per un totale di 3. Decreto crescita, ancora valido, quindi il Napoli risparmia sullo stipendio lordo, che sarà 7,86 milioni lordi. Considerando ammortamento e stipendio lordo, Lukaku incide sul bilancio per un totale di 22,86. Se queste cose sono giuste, torniamo di là, 22 e non 26 come avevamo calcolato sui 6,5 netti. Ecco qua, e quindi il Napoli sta spendendo già un 4 milioni in meno rispetto a questa iniziale previsione, questo calcolo. Di conseguenza, signori, dobbiamo considerare qual è l'impatto poi della vendita di Osimhen. O meglio, il Napoli è sotto di una cinquantina di milioni, basta vendere Osimhen a 50, e invece no, si può andare anche di meno, perché l'impatto di Osimhen, se lo vendi, ti fa risparmiare prima di tutto 22 milioni lordi, che sono il corrispettivo degli 11 netti che ci stanno dicendo che il Napoli dà a Osimhen ogni anno. Quindi prima di tutto a bilancio tu c'hai un impatto positivo di meno 22, cioè di più 22 che non devi spendere per Osimhen, che hai già a bilancio, più il cartellino che ti vengono a pagare. Insomma, il Napoli può vendere tranquillamente Osimhen a 30 milioni, e per quanto riguarda la plusvalenza, dato che Osimhen è completamente ammortizzato, lo puoi vendere anche a 5.000 lire. 30 milioni, ti togli lo stipendio e il Napoli è in pari. Altro che soldi buttati, eccetera eccetera. Con tutti questi soldi spesi, Lukaku strapagato, Gilmour, quanto hai speso per Buongiorno, il Napoli è in pari, signori. Niente di assurdo, niente di straordinario. Se voi pensate che ha fatto all-in e adesso falliamo, non è assolutamente così. A questo ovviamente ci dobbiamo aggiungere la spesa che ti costa Conte per ogni anno con il suo staff. Questo però lo devi considerare anche rispetto a quelli che non paghi, perché non è che stai pagando altri allenatori, forse solo Garcia, perché poi Mazzarri era l'amico di famiglia che aveva solamente l'accordo così, come Calzona. Quindi non è che c'hai 3 allenatori a libro paga. Può essere, non lo so, se c'è nel contratto di Garcia, adesso che lui sta facendo il commentatore di calcio in Francia, deve essere comunque ancora pagato dal Napoli. Questo non lo sappiamo. E senza sapere tutti questi dati, quando poi si fanno gli editoriali e si dice il Napoli ha speso questo, quindi l'hai fatti bene i calcoli? Ti sei reso conto effettivamente? Questa è la mia richiesta da uno che nella vita fa il musicista, virgola il tifoso, che però vuole approfondire senza fare il tifo. Il tifoso deve solo tifare, forza Napoli sempre, e se stiamo, nessuno ci ammazza, e se rimaniamo vivi no. Se mi chiedono poi un giudizio sul mercato, e nel giudizio del mercato si fanno anche le pulci ai soldi, bisogna farle bene. Quindi teniamolo breve questo video, perché oggi ha giocato proprio Gilmour contro McTominay. Gilmour tutta la partita, McTominay è entrato alla fine. Il Brighton ha vinto contro il Manchester United. Mi dicono, perché non l'ho visto, che Gilmour ha giocato anche abbastanza bene. E c'è anche un tifoso del Chelsea che, facendo la tier list delle maglie dell'Italia, ha detto guardate quanto è bella la maglia del Napoli, la dovrebbe trovare, sarebbe bello fargliela trovare, perché ha detto io sono tifoso, sto diventando tifoso del Napoli. Oltre al fatto che hanno preso Conte, la maglia è bellissima, e io gli ho detto, perché ha fatto un errore,
ha detto la maglia away è bianca e nera, ho detto no, è blu navy. Chi poi non segue le cose da vicino, al primo acchitto sembra bianco e nero. Ho detto no, se sei un nuovo tifoso del Napoli devi sapere che quello è blu scurissimo, ma è blu. E gli ho chiesto che ne pensa di Lukaku, ha detto come tifoso del Chelsea sono contento di aver tolto Lukaku da mezzo, come tifoso del Napoli non sono proprio entusiasta. E quindi, oltre a fare le pulci alla questione economica, dobbiamo vedere quello che è l'impatto non sul bilancio ma sul campo, e su questo dobbiamo semplicemente aspettare. E dato che domani si gioca, queste sono le certezze al momento. Non sappiamo tante cose, sto leggendo alcune probabili formazioni, qualcuno porta Olivera al posto di Spinazzola, vuol dire che proprio fisicamente non ce la fa. Io continuo a sperare che possa giocare Spinazzola almeno dall'inizio, e speriamo nel recupero di Buongiorno, che automaticamente possiamo immaginare Braccetto lì con Rachmani centrale se dobbiamo insistere con Di Lorenzo, perché evidentemente ce l'ha detto chiaramente Conte che Marin non lo convince ancora, e quindi se non è Juan Jesus e se non è Olivera qui, questa dovrebbe essere la difesa. Se poi ti fidi di più di Olivera Braccetto e vuoi far accasare Mazzocchi, Di Lorenzo si sposta qui, Rachmani qui, Buongiorno qui e Olivera finisce Braccetto. Questo è il dubbio che ci deve risolvere Lobotka e Anghissà dovrebbero essere confermatissimi. Gaetano è stato reintegrato per la panchina, Foloruscio è sempre in uscita, dobbiamo aspettare le convocazioni. Cominciamo a mettere Mazzocchi qua, Olivera o Spina. Dopodiché in attacco qualcuno sta parlando del ritorno di Raspadori a posto di Simeone. Questa è la situazione. Kvara, neo papà, dovrebbe aver recuperato il tutto. E questo è quanto, considerando Zerbin in uscita, lo stesso Gaetano probabilmente si deve trovare un accordo probabilmente col Cagliari, e Neres che te lo porti in panchina insieme a Ngong che pure dovrebbe essere in uscita, e quindi siamo ancora un po' cortini a centrocampo e in difesa. Dobbiamo rilevarlo, e sarà una partita tosta. Io dico Simeone perché ti dà un po' di profondità. Se italiano è l'italiano che conosciamo con la difesa a centrocampo, un Simeone che scappa sul filo del fuorigioco potrebbe essere più adatto di un Raspadori, penso io, e metto Spinazzola titolare più come speranza. Come speranza che ci sta fisicamente. Poi vedremo quale sarà la scelta su Mazzocchi. Questo è quanto per oggi. Volevo lasciarlo il più breve possibile per renderlo più digeribile. Io non posso, i numeri sono alti per me, ma non posso arrivare a chi sta 20 ore su 24 in radio, in TV, sui social, viene ritwittato anche perché dicono cose un pochino tutti nelle fogne, pigliamo a schiaffi, sempre aggressivo. E non posso competere con questi personaggi qui, però se voi lasciate il like magari il video gira, qualcuno si incuriosisce e facciamo passare almeno un altro tipo di comunicazione che si vuole basare sulle informazioni. Poi le informazioni vanno confermate, le devi controllare, e questo purtroppo io i bilanci in mano non ce li. Quindi si spiega come il Napoli può effettivamente anche fare uno sforzo in più per quanto riguarda McTominay, e dobbiamo capire se il Manchester accetta, visto che sta in scadenza. Il ragazzo dovrebbe poter accettare qualcosa in meno del valore del calciatore, e quindi non casca il mondo, il Napoli non fallisce. Il Napoli può farlo, il Napoli aveva anche delle riserve da cui può attingere, e quindi il padrone non è uscito pazzo assolutamente. Si poteva fare di più, si poteva fare prima, Osimhen si poteva vendere meglio, ma oramai l'avevi deprezzato con le tue dichiarazioni. Questo è quanto, ma non è cascato il mondo, non è impazzito il padrone, è tutto sotto controllo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. Ci vediamo domani che si parla di campo, ma è molto meglio parlare di campo.